In occasione di Vicenza Oro, settembre 2019, una delle eccellenze nel territorio vicentino del settore orafo compirà e festeggerà 30 anni di attività e successi. È la Fairline e noi abbiamo intervistato la fondatrice e capo Gabriella Centomo. Io nasco come professionalmente, nasco come segretaria. Sono figlia di imprenditori, non ho sposato l'azienda di famiglia e ho fatto la mia esperienza, mi piaceva molto fare la segretaria, ero molto efficiente, era un ruolo che mi piaceva. Poi col passare degli anni forse mi sono resa conto che quella non era la mia professione. E nel 1989, direi nel 1986, ho avuto l'occasione di aprire il negozio a Rosolina Mare con un socio e iniziare il percorso di libero professionista, di imprenditore. È finita la stagione, la cosa mi piaceva, mi intrigava e nel 1989 insieme con un altro socio abbiamo iniziato l'avventura di Fairline. E nel 1992 abbiamo avuto, diciamo, un evento doloroso dove siamo stati vittime di una truffa e probabilmente, come si dice, che non tutto il male viene per nuocere, in questo evento doloroso e l'attenzione forse anche mia, che mi sono sempre interessata dei movimenti geopolitici, della storia, della contemporaneità. E 1989 la caduta del muro di Berlino, l'apertura dei paesi dell'est europeo verso il resto dell'Europa e lì abbiamo cominciato a capire che il mercato chiedeva il prodotto in 14 carati, mentre noi in Italia usavamo il titolo, si usa tuttora il titolo 18 carati. Quindi abbiamo convertito il magazzino che avevamo in 18 carati, l'abbiamo convertito in 14 carati, ci siamo presentati in fiera con questa offerta e diciamo che forse lì siamo stati anche pionieri di questo, quindi forse una certa visione ci ha gratificato di questo. Quest'anno onoriamo 30 anni di attività. A dire il vero, io arrivo in questi 30 anni non con gli obiettivi che volevo raggiungere. C'è ampio spazio di miglioramento, però sono viva come persona, sono viva come azienda, anche perché noi nel distretto vicentino direi che abbiamo avuto proprio la caduta dell'impero. Quindi il fatto di essere ancora vivi, il fatto di 1500 aziende nel 2010, 475 ora, il fatto di esserci è sicuramente un motivo di orgoglio, di soddisfazione. Non ho raggiunto gli obiettivi che volevo raggiungere. In questi 30 anni avrei voluto raggiungere obiettivi ben maggiori di quelli che abbiamo raggiunto. Io sono contenta perché è un'azienda sana, un'azienda posizionata bene nel mercato, un'azienda che gode di credibilità, con un gruppo di persone che sono con me da tantissimi anni. Certo che l'inserimento adesso dei giovani e quindi le scelte che sono state fatte negli ultimi anni un messaggio lo danno, il messaggio di rispondere ai nuovi paradigmi di questa società che non consuma più molto oro, perché i giovani non consumano oreficeria, e soprattutto usare gli strumenti che sono più contemporanei rispetto a 30 anni fa. Trent'anni, allora il 7 di settembre, sabato sera, primo giorno di fiera,
abbiamo scelto di festeggiare all'interno della fiera, quindi all'interno del tempio nostro, del tempio del nostro business. Infatti credo di essere la prima azienda che fa un evento di festeggiamento all'interno della fiera e vorremmo parlare un linguaggio diverso. Ho l'ambizione di dare anche degli messaggi parlando linguaggi diversi, linguaggi più contemporanei. In azienda sono arrivate 3 risorse giovani, quindi diciamo anche il cambio generazionale di queste nuove comunicazioni. Diciamo che è un evento che creerà delle sorprese, che ci sarà, secondo me darà soddisfazione. Saranno presenti tutti gli stakeholders che hanno fatto parte della crescita di questa azienda, clienti, fornitori, opinion leader, e quindi sì, la cosa ci sta dando anche un po' di emozione e chissà anche che ci dia anche molta soddisfazione. E devo dire che una cosa che ambirei a livello di distretto è che le aziende, come dicevo prima, da 1500 siamo arrivati e siamo tuttora 475, ma siamo ancora troppo piccoli. Noi dovremmo diventare più grandi e per diventare più grandi dobbiamo comprarci, associarci, fare sinergia, fare rete, che sono tutte parole che sono 20 anni che le si dicono. Beh, io credo che almeno spero nelle generazioni nuove, perché forse la mia generazione non siamo riusciti a creare quel giusto valore aggiunto che si potrebbe dare al territorio ancora di più. Però io mi auguro che le nuove generazioni sappiano dialogare fra di loro e ad avere meno resistenze, ma più resilienze nei confronti delle nuove ere. Io ricordo nel 98, quando ho avuto un impegno politico nella municipalità nostra, ero una sostenitrice del Museo dell'Oro e dopo 20 anni abbiamo creato il Museo dell'Oro. Ero una sostenitrice della fiera che diventasse un po' più privata, che diventasse con una gestione un po' più manageriale, e direi che col tempo è diventata. Per fortuna che abbiamo la Fiera di Vicenza, cioè che credo che sia uno dei patrimoni maggiore che noi del settore abbiamo e che mi auguro che cerchiamo di vivere, di far vivere il più possibile e in maniera molto più internazionale di quello che è, anche se devo dire che Vicenza Oro è conosciuta anche nei sottoscala del mondo cinese. Ma io sono una tifosa delle donne, a prescindere, quindi devo dire che le mie clienti, per esempio, se io guardassi tutti i miei clienti, prevalentemente le clienti sono donne. E noi qua dentro abbiamo una grande feeling con le donne e il valore aggiunto che noi riusciamo a portare nel nostro settore è sicuramente molto significativo. E credo che forse se ci fossero più donne nel nostro settore, cosa che vedo che stanno venendo avanti, perché le nuove generazioni mi pare che siano un po' molto più donne di uomini, credo che veramente valore aggiunto ne possiamo portare, sia il settore, sia il prodotto, al servizio e al settore stesso.